Bene raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, vai raga, siamo alla 21esima giornata e purtroppo il Bode in una fuga devastante per i 49 punti contro il 33 di Tonino che incredibilmente secondo dopo un bel rimonta, il Comendone terzo, Gai fuori dal podio, veramente crollo emaniano, quinto Cipicchia, sesta della Guinda, settimo Padova e sempre l'ultimo Orco Giuda che ha anche cambiato allenatore per l'esonero del primo allenatore. Il miglior attacco è il Bode con 75 gol, la miglior difesa è il Cume con 24. Andiamo a vedere il calendario, che devo segnalare la miglior prestazione del Fantacalcio di quest'anno con l'Atletico Torino che vince 9-2 contro la CP che con 102 punti, record. Ultima giornata di campionato, la 21esima, Cipadova 4-1 con Tonino, Del Guinda 0-0 contro la Cipicchia, Orcoggio da Polei Mangai 0-0 e il Bode batte il Cume 1-0. Prossima giornata avere dominatori contro Gai, Orco Giuda contro Cipicchia, Del Guinda contro Tonino, Cipadova contro Atletico, mai stato. Buon ragazzi, queste sono le situazioni, noi ci lotta più per il secondo posto, forse, però almeno il podio è bello, arrivare nel podio cumendiano. Il Bode è veramente in una fuga devastante, la vedo dura che possa perdere colpi, sinceramente. Nei quotazioni, eccolo qua invece, sotto il video ci sarà il link di dove, come fare acquisti, Pianeta Fantacalcio. Allora ragazzi, su Pianeta Fantacalcio possiamo, come si dice, fare il mercato, solo 4 acquisti che me li dovete scrivere sulla chat di Facebook che abbiamo, tipo non so, fate, vendo i cardi a 50, compro immobile a 40, così capisco bene il nome della squadra. Allora, che dire, vi faccio un esempio, se vogliamo vendere dobbiamo usare la quotazione iniziale. Se dobbiamo comprare quella attuale, così da insomma riuscire a fare qualcosa di positivo e vendere bene i giocatori. Quindi, se voglio vendere Mertens lo vendo con la QI, quotazione iniziale a 35, e se voglio comprare Dybala invece uso la quotazione attuale, cioè 36. Quindi per vendere si usa il QI, per comprare il QA. Raga, è molto semplice, solo 4 acquisti, i ruoli che volete, si può cominciare da adesso, quindi da questa giornata fino a sabato prossimo, e dopo il mercato chiude. Raga, un saluto dal comandante veneziano, la cosa è abbastanza chiara. Sul gruppo di Facebook basta scrivere squadra e Mangai. I cardi vendo a 50, compro Mertes a 40. Vendo Kaikon a 10, compro Milinkovic a 8 e così via. Questo è quanto, ragazzi. Raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima e complimenti al Bolde che ha quasi vinto la prima edizione del Fantacalcio Comendiano. Ciao!